Il Covid avrà anche impedito la realizzazione della Padova Marathon, che tradizionalmente ad aprile inonda le strade della città di atleti e dilettanti, ma di sicuro non ha fermato lo sport e la solidarietà. E così sono stati oltre 3.000 i podisti che lo scorso 20 settembre hanno partecipato alla Stracittadine Virtual Edition. Non una gara, come ha detto il presidente di Assindustria Sport Leopoldo Destro, ma una grande esperienza collettiva a scopo benefico, ideata per raccogliere fondi coinvolgendo il mondo delle grandi maratone internazionali cancellate dalla pandemia. Quest'anno, visto il ruolo centrale svolto dal volontariato nei mesi cruciali dell'emergenza sanitaria e del lockdown, sono stati destinati 5.000 euro frutto delle iscrizioni dei supermercati della catena Lì al centro servizi volontariato. Con queste risorse è possibile dare sostegno a un centinaio di famiglie che vivono in condizioni di difficoltà causate dall'emergenza sanitaria. Il secondo è l'aspetto narrativo, relazionale, perché dentro questi numeri naturalmente ci sono le storie delle persone e quindi l'imprenditore che aveva investito tutto per trasferire la sua attività su Padova e che si è trovato, doveva inaugurare proprio l'8 marzo e si è trovato bloccato con gli investimenti, e grazie alla comunità padovana ha avuto quel sostegno anche relazionale, appunto, che gli ha permesso di avere il coraggio di ripartire poi una volta riattivata l'attività. Durante la consegna dell'assegno solidale, Ali ha premiato anche il vincitore di Vota alla Scuola, che raccoglie fondi per l'acquisto di materiale didattico da destinare ad un istituto scolastico di Padova. Quest'anno la scuola più votata è stata la primaria Avanzo. Noi, come ogni anno, con la maratona si faceva anche un concorso legato alla scuola, anche quest'anno è stato fatto e c'è stata la grandissima partecipazione da parte di tutti e ha vinto quest'anno la scuola Avanzo di Padova. Ma la solidarietà della Padova Marathon non si ferma qui e continua in questo periodo la raccolta delle numerose onlus inserite nel suo charity program.